Eccoci qua, siamo a Pradis, stiamo per partire alla scoperta di questo posto fantastico con Barbara Grillo, la nostra geologa, che sta facendo il briefing di partenza e quindi pronti a vivere un'altra domenica all'insegna di armonia e serenità e del territorio. E quindi io vi invito a guardare il nostro sito www.ledolovali.it per scoprire tutto il programma meraviglioso fino a fine 2024. www.ledolovali.it. Viva, buona domenica! Signori, benvenuti a tutti, soprattutto chi è la prima volta che viene con noi nel mondo Dolovalli. In questa uscita che mi ha coinvolto Stefano, sarà una mattinata secondo me piacevole, come anche le altre, ma questa è più piacevole perché è meno faticosa. Quindi, a parte i 207 scalini che dobbiamo fare per scendere a vedere giù la forra delle grotte turistiche, insomma, di Pradis, poi la mattinata consisterà nella passeggiata di chilometri ad Anello, siamo per il paese, facciamo il giro del parcheggio, sono 3 chilometri, pochissimo dislivello, neanche 100 metri di dislivello, non è tanto faticosa. Quindi, prima parte vedremo le grotte appena le aprono, dovrebbero insomma aprirsi. Visitiamo un'oretta, siamo dentro, c'è la grotta verde, una caverna che sono la grotta della Madonna, dopodiché che è stata presa santuario a metà degli anni 60 e poi scenderemo i 207 scalini per arrivare giù dentro il canyon. Se dico canyon è più comprensibile di dire forra, in italiano un canyon è una forra, quindi un'incisione, una valle stretta scavata dal torrente Cosa. Benvenuti nell'Orido Bianchini, un canyon scavato dal torrente Cosa. Cosa? Che è uno dei torrenti che segnano questo territorio, l'altro è l'Arvino, il Molat, la Foce, insomma sono le varie pozzi d'acqua che fanno parte di questa zona. Il torrente Cosa ha scavato anche 250-300 metri di parete. Il primo a parlarne è nel 1921 un prete, Don Bianchini, e ecco perché l'orrido, la forra, si chiama Orrido Bianchini, dedicato proprio al prete. Vedere il museo, della grotta. È un museo che racchiude tutti i reperti archeologici e paleontologici della zona, museo geologico, museo archeologico. In quanto noi ci troviamo in uno dei luoghi d'Italia più interessanti per quanto riguarda gli aspetti archeologici. Qui hanno fatto, le grotte sono state luoghi di riparo, ma anche luoghi probabilmente per seppellire i morti, per quanto riguarda l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens. Qui hanno trovato delle testimonianze che insomma l'uomo di Neanderthal cacciava l'orso delle caverne, orso che vedremo al museo della grotta, orso che hanno trovato in una delle grotte qui sull'altopiano di Pradis. Fate conto che solo su questo altopiano, parte del monte Chaudec, si contano 200 cavità. Ma nella zona dove siamo noi adesso, sono 3 km quadrati, ce ne sono già 100 solo qua. Quindi è una zona con alta densità di grotte, che grotte possono essere dei pozzi, quindi sviluppo verticale oppure orizzontale di 5 metri. Questo per essere grotta uno deve avere uno sviluppo di 5 metri in orizzontale oppure in verticale. Tutto il resto sono antri. E nel nostro percorso vedremo un antro che è la grotta l'antro grotta del Clusantin. Gran parte del giro sarà in bosco
in mezzo questi alberi e blocchi di roccia, quindi il paesaggio è proprio, si chiama carso a blocchi, che emergono tra un albero e l'altro, quindi sono morfologie carsiche di superficie, sostanzialmente si chiamano, ed è uno dei paesaggi carsici più belli che possiamo avere nella nostra zona. E qui c'è un mio amico, vieni caro, c'è la sorpresa. Io ho chiamato il gruppo speleologico di Pradis perché facesse un intervento e spiegasse anche perché esplorano una grotta, perché, cosa li spinge a fare. E questo è un mio caro amico Speleo, che insomma mi pareva bello che potessi fare un intervento. Sì. Prego Marco, cosa andresti a fare oggi? Racconta a questi che non sanno niente di speleologia, cosa andresti a fare? Allora, oggi nello specifico andiamo a scavare. Giorgio, che è il presidente che Eccolo là! l'imputato, Vieni qua! Che mi avevi detto di ha trovato una Vieni, cavità in un posto incredibile, e una cavità che ingresso molto piccolo, prima sala molto grande, con un'aria che esce gelata, freddissima, che fa ben sperare sulla grandezza di quello che andremo a trovare. Noi diciamo dove c'è aria c'è gloria, quindi ci sono cavità molto profonde o molto lunghe, molto belle. E quindi noi cosa facciamo? Noi siamo qua del territorio, prendiamo gran parte del nostro tempo, lo passiamo in superficie a cercare le grotte. Voi non dovete pensare alla grotta come quelle che magari vedrete oggi in giro, quindi quelle grosse, quelle i buchi enormi, sono già tutti stati visti. Io e lui specialmente andiamo nei boschi e troviamo delle cavità che possono essere grandi così, e andiamo a cercare le temperature con le termocamere o anche solo a sentire l'aria che esce, e da lì scaviamo. E 8 volte su 10 va male, perché sono buchi che si fermano a 3-5 metri, però quando si aprono belle cose. L'anno scorso ne abbiamo aperte un po', una bellissima qua in località Tunulins, anche lì buchino piccolo, e si è venuta fuori una grotta meravigliosa. Qua vicino abbiamo aperta dal gruppo la Bella Addormentata, sul Ciaurlec ne abbiamo a Catasto, come diceva Radi, ne abbiamo 100, ma noi ne abbiamo altrettante in esplorazione, e la più bella è la Macchia Liberazione, che è una cosa che si sta ancora in esplorazione da 4 anni e continua ad andare avanti, a dare i suoi frutti in ambienti enormi, grandissimi. Quella è in esplorazione dal 60, anche prima. Quando sì, quella della zona rimane la più grande a Catasto, poi c'è altro, insomma. Sono quasi 7 km, in realtà è un complesso, quando più grotte si uniscono si chiama complesso carsico. Di profondità in questo caso, poi le esplorazioni recenti hanno aumentato, diciamo, la profondità. La caratteristica delle grotte di questo altopiano, noi siamo a quota media 500 qui, è quella di avere acqua. Quindi sono spesso chiamati inghiottitoi, perché inghiottono dei torrenti che possono essere temporanei, perché la pioggia li forma in quel momento, o permanenti. Quindi abbiamo una sorta di, diciamo, la grotta funge da tubo da buco del lavandino, viene inghiottita, sparisce sottoterra, diciamo, il torrente, insomma, viene inghiottito dalla grotta. Per questo qui si chiamano inghiottitoi e hanno la caratteristica di essere attivi, quindi con acqua che li sta formando. Una grotta noi la chiamiamo fossile quando non è più percorsa dall'acqua, ma non vuol dire che è spenta, che è morta. Una grotta evolve sempre perché si riempie di concrezioni, possono esserci dei crolli. Comunque sono sempre vive le grotte, solo che hanno dei tempi piuttosto lunghi nel formarsi. Pensate che la consumazione del calcare, il tasso di consumazione è di 0,02 millimetri anno, 2 centesimi di millimetri anno, altopiano di cerchia. Quindi noi spacchiamo la montagna
ed è fatta così, Qua abbiamo le doline, che sono gli avvallamenti che noi nella passeggiata avete proprio la percezione di entrare e uscire dalle varie depressioni, doline create appunto per lenta consumazione della roccia. Abbiamo il pozzo, quindi l'acqua si infila dentro una frattura verticale e scava il pozzo. Poi abbiamo la galleria. Per fare carsismo servono 3 cose: acqua, roccia che si presta a essere consumata, e la frattura che diventa la via che l'acqua percorre. E dovete immaginare che tutti i sistemi carsici sono delle reti, come delle intricate reti stradali, dove ci sono autostrade, che l'acqua corre a bomba, strade secondarie, strade comunali. Funziona così sotto i nostri piedi, un'intricata rete di fratture che vengono allargate dalla roccia. Sotto c'è un ingresso alto. Piova. Se venite più vicino vedete anche cosa succede. Cosa succede qua? Aspetta che si riempie il sifon. Qua. Bene, allora cosa succede? Li abbiamo persi. Che l'acqua entra, filtra attraverso le fratture, si accumula poi nelle zone più basse, creando quella che che si chiama zona satura, che sarebbe la falda. Noi a casa nostra in pianura facciamo i pozzi e tiriamo su l'acqua, l'acquedotto nostro viene dai pozzi. Però dai sistemi carsici l'acqua filtra dentro, e ai piedi di tutti i sistemi carsici, che questo che sia il Cansiglio, che siano altre montagne carsiche, ci sono le sorgenti. Di solito l'acqua entra, poi esce. In questo caso quello che si crea è un lago sifone, come il sifone del lavandino di casa. Quindi noi abbiamo il tubo del lavandino di casa, e gli speleo cosa fanno loro? Il loro obiettivo è di arrivare più giù possibile. E cosa li ferma? Che cosa, per esempio, il complesso di Laval Noglar che vi ho detto prima, da cosa è limitato? Cioè arrivi a 250 e dopo arrivi a 250 dopo tutto questo sistema e trovi un lago sifone che viene percorso dagli speleo sub, che noi aiutiamo portando giù bombole, è una fatica immane. Loro arrivano qui, mettono su l'attrezzatura e si immergono. Per esempio a Laval hanno scoperto, diciamo, che è una galleria di 40 metri che va giù, poi diventa stretta e da lì ci si ferma, non si può più proseguire. Quindi gli speleologi si fermano solo quando trovano l'acqua, oltre non si può andare. Io vi saluto. Grazie. Ciao. Stammi bene. È stato molto bello. prezioso il vostro Buon giro, intervento. ci vediamo.